goliardata, mi auguro che rimanga tale. Ed è una cosa simpatica, mi auguro che il tutto rimanga in questi limiti, perché è anche giusto avere rispetto delle persone e anche delle cose. Per par condicio c'eravamo entrambi, io da piccolo volevo fare il vigile, quindi mi hanno anche accontentato. Per me è una goliardata e anche diremo neanche di cattivo gusto. E anche perché sono abituato un po' a essere accostato a immagini messicane, diremo, visto che ho il baffo e lo porto da parecchi anni. Se chi ha fatto queste cose voleva fare della satira, non siamo nelle regole perché doveva anche manifestarsi, ecco, se vogliamo, no? Però io ritengo che sia una goliardata. Antonello Baseggio e Mario Sansone, due candidati sindaco di Ponzano, la prendono sul ridere, minimizzando quanto accaduto, si presume, la scorsa notte, quando qualcuno ha deciso di tappezzare il paese e le sue frazioni con questi volantini appesi sotto le pensiline delle fermate dell'autobus. Locandine di famosi film come Narcos, Il Vigile con il grande Alberto Sordi e ancora Paranormal Activity. Ma anziché gli attori protagonisti, rappresentati c'erano proprio i due candidati. Immediato l'intervento degli agenti della polizia locale che hanno rimosso i volantini. Niente di grave, dicono Baseggio e Sanson, secondo il quale si tratta solo di una bravata di qualche ragazzo. La gioventù al giorno d'oggi ha un sacco di idee e un sacco di manifestazioni che magari sfuggono magari a una persona della mia età. Per i due candidati si tratta di un episodio ben distante da quelli più gravi accaduti in altri comuni al voto il 26 maggio, dove la campagna elettorale ha assunto toni a volte sopra le righe. Credo che il tutto dipenda anche da una politica nazionale, è innegabile, c'è un antagonismo forte, ci sono delle alleanze che sono legate a solo dei contratti che portano inevitabilmente a delle rotture, delle divisioni, dell'astio, ma poi credo che a livello locale questo non debba esistere, sicuramente c'è stato qualcos'altro. Siamo in un particolare momento in cui magari così, i toni anche a livello nazionale sono molto acerbi e dunque magari si trasmettono anche nella località. Baseggio alla fine lancia un ironico messaggio agli autori dei volantini. Chi ha ideato questo mi piacerebbe tanto saperlo perché lavora in squadra come creativo, perché indubbiamente questo comune ha bisogno anche di un sorriso.